Bentornati amici a una nuova puntata di Ran TV. In questa bellissima giornata di sole abbiamo il piacere di offrirvi tutti i nostri servizi come sempre. E infatti come primo servizio andiamo a vedere che cosa è successo alla Treviso Marathon. Treviso Marathon con più di 4.000 partecipanti. Alla fine è stato il carabiniere Stefano La Rosa ad aggiudicarsi l'edizione 2017 con il tempo di 2 ore, 12 minuti e 26 secondi. La Rosa ha abissato così la vittoria di 2 anni fa, una gara disputata per gran parte sotto la pioggia e che ha visto al secondo posto il keniano Wesley Kiprono Kemboi in 2 ore, 16 minuti e 32 secondi. Terzo l'ugandese Kipengetic, 2 ore, 23 minuti e 40 secondi. Al femminile vittoria della keniana Lucy Liavoga, 2 ore 52 minuti e 12 secondi. Seconda la croata Vrajic, 2 ore 52 minuti e 29 secondi. E terza un'altra croata, Jasmina Ilias, 2 ore 55 minuti e 55 secondi. L'edizione 2017 ha visto il debutto in maratona del campione olimpico di ginnastica Igor Cassina, che ha chiuso con il tempo di 3 ore 59 minuti e 36 secondi. Nella seconda Treviso Half Marathon invece si è imposto Fabio Bernardi, 1 ora 10 minuti e 6 secondi. Primato al femminile per Rosalba Console. La pugliese delle Fiamme Gialle ha chiuso con il tempo di 1 ora 13 minuti e 29 secondi. E uno degli eventi collaterali alla Maratona di Treviso è stata la corsa ormai famosa della società La Butto in Vacca, la corsa delle mucche, la Moo Run, che ha raggiunto un'altra edizione di festa con numerosissimi partecipanti, tutti con la maglietta tipica della Butto in Vacca. Uno degli eventi collaterali di assoluta importanza della Treviso Marathon è stata senz'altro la Moo Run. Ideata e organizzata dalla Butto in Vacca Running Friends, con la collaborazione di Treviso Marathon, è giunta alla terza edizione. Sin dalle prime ore del mattino, la centrale piazza Cima di Conegliano è piena di muccati. Si ritirano pettorali e magliette. E nonostante la pioggia c'è una grande voglia di vivere questa edizione. Eccoci, il tempo non ci sta aiutando molto, però speriamo sfoghi, la voglia di divertirsi c'è, siamo in tanti, noi ce l'abbiamo messa tutta, ce la stanno mettendo tutta loro e avanti, dai. Con che spirito bisogna affrontare questa corsa? Determinati ma leggeri, ci si diverte, siamo qui per delle cose belle e anche per le persone che aiuteremo. Allora ti piace questa maglia? Bellissima, molto bella, l'ho appena messa ma devo ancora vedermi. Cosa ne pensi della Moo Run? È la prima volta che la fai? Sì, la prima volta. Spero peccato per la giornata, ma E come mai hai scelto questa corsa rispetto a altre? perché mi hanno convinto. Ma voi avete fatto anche la gonnellina in Ho fatto anche la gonnellina in tema e anche la bandana alla signorina. Belli, vero? Come si affronta questa corsa? Con che spirito? Spirito di grande goliardia. La buttiamo in vacca di brutto. Tra i molti partecipanti troviamo anche il segretario generale di Venice Marathon, Lorenzo Cortesi. Divertente deve essere e frizzante. Ha smesso di piovere, siamo pronti e via. Con che spirito affronti questa corsa? Come te l'aspetti? Devo vincere. Alle 9:40 l'allineamento alla partenza. Accompagnato dallo staff dirigenziale di Treviso Marathon arriva anche Floriano Zambon, sindaco di Conegliano, che porta i saluti della città. E prima della partenza viene consegnato in premio un'opera del maestro Varisco a Nicola Mazzonetto, ambasciatore muccato nel mondo. Sì, è stato un onore per me ricevere questa riconoscenza. Comunque sono orgoglioso io di portare in giro per il mondo questa maglia che è simpatica e soprattutto siamo seriamente felici, perché altrimenti se corriamo per essere delusi meglio, ecco, aggioiamo e corriamo con soddisfazione e col sorriso.
Dove è stata portata questa maglia e dove sarà portata prossimamente? La prossima settimana andrà a Seoul, poi a Boston e Chicago, ma è già stata in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, a Miami, a New York, un po' dappertutto. Popolo Muccato, non vi sentiamo! Ci piace, mi piace il popolo Muccato, la Modria, ci troviamo a Conegliano, Piazza Cima, terza edizione, piano piano ci avviciniamo allo start, ancora pochi minuti, ora. Cosa si vede da lassù in alto? Tanta gente, quasi 2000 persone, bellissimo. Ed ecco la partenza. Scattano emozioni e vibrazioni. Viene voglia di lasciare tutto e di correre con loro. Il passaggio è coinvolgente. Sono più di 1800 per 2 percorsi, 5 e 10 km. Lasciamo gli atleti ai loro tracciati e troviamo un soddisfatto Nicola Padoan, presidente della Butto in Vacca. È contagiosa questa Muran? Assolutamente contagiosissima, avete visto, sono partiti, peccato per il tempo, ma comunque la pioggia non è scesa nel momento della partenza, quindi queste 1800 partecipanti di quest'anno si divertiranno sicuramente. Quest'anno poi c'è la novità, non si è partiti come l'anno scorso da San Vendemiano ma direttamente da Conegliano. Sì, quest'anno abbiamo avuto la possibilità fortunatamente di partire da Piazza Cima ed arrivare in Piazza Cima, quindi molto vicini alla partenza anche della maratona, in modo da concentrare comunque tutte le persone e anche il pubblico nella zona del centro di Conegliano e quindi anche logisticamente poi partire comunque dal centro di Conegliano è tutta un'altra cosa. E chi è lo stilista della Muran? Anche quest'anno c'è la maglia nuova. Sì, la maglia nuova è stata studiata da Alessio Rizzato che assieme a Enrico Nanni curano, diciamo così, la parte grafica per quanto riguarda le divise della Butto in Vacca. Quest'anno voleva essere un'edizione un po' particolare, la terza, con una maglia un po' diversa dal solito ma che comunque contenesse sempre il muccato che ci caratterizza, quindi abbiamo deciso di mettere questo 3 che comunque è la fine e forse l'inizio anche di qualcosa di nuovo con questa terza edizione in giallo per riprendere anche poi i colori della maratona. Neanche il tempo di bere un caffè caldo e via di corsa all'arrivo. Ecco i primi 3 della 5 km e nello stile di questa corsa arrivano appaiati mano nella mano. Allora, proprio nello spirito della Muran siete arrivati tutti e 3 assieme. Che esperienza è stata? È un'esperienza bellissima. Il percorso ti è piaciuto? Sì, non neanche tanto duro, ma tutto a posto, sì. È stato bello. Cosa pensi di questa corsa della Muran? Ma penso che sia una bella esperienza che tutti possono provare per stare insieme, per divertirsi e anche per fare sport. Divertita? Sì. Allora questo abbraccio. Sono contenta, sono la sua allenatrice di triathlon e oggi ha filato e volata, perciò tutto in discesa da adesso in poi per la stagione. Grazie. Gli arrivi ora proseguono in serie. Allora com'è andata? Bene. Beh, per me è stato molto allegro e mi ha dato comunque una spinta per andare avanti, perché vedere tutte queste persone comunque mi sentivo una di loro, anche se è il primo anno che la faccio. Dalla tuta che hai vedo che fai atletica. Faccio atletica da circa 5 anni e mi piace molto correre. Cosa ti senti dire ai tuoi coetanei che magari fanno altri tipi di sport? Beh, di sicuro di continuare quello che vogliono, perché se è quello che vuoi mettici tutto quello che hai dentro, però vieni a fare atletica che è molto meglio. Una corsa che hanno voluto vivere direttamente anche dal lontano Messico. Sì, sicuro, vengo dal Messico solo per fare questa corsa con la mia sorella. Divertita? Sì, molto contenta era un sogno che avevamo di fare una corsa insieme un giorno, è la prima che facciamo insieme. Sì, infatti mi piace fare le corse tante volte, ho fatto anche la mezzo maratona, ma con la mia sorella niente, allora. Ed ecco la staffetta che accompagna i primi 2 della 10 km. Sono Mirko Dorigo e Sante Zardo. Molto divertente, bel percorso, bella gente, supporto lungo le strade, un gran compagno di corsa. Sì, ci siamo iscritti tutti e due tramite io e la moglie, tu non sai, l'amorosa. Sempre le donne comunque ci hanno messo dentro su questa bella manifestazione, vogliamo dire, che dopo noi l'abbiamo presa anche come gara per i tempi, per cercarsi. E l'abbiamo fatta tirandoci uno con l'altro, perché è bello correre in compagnia, non sempre tirare al massimo, essere da soli.
la corsa deve essere anche correre in compagnia, in amicizia con gli altri. E questa maglia muccata adesso dove la metterai? No, questo mi accompagnerà per le prossime gare. Allenamenti, sarà divertente, insomma. Al femminile, la prima a tagliare il traguardo dei 10 km è la maestrina Melania Polli. Emozioni continue per una corsa che fa divertire e innamorare. È una corsa che fa innamorare? Un pochino. Com'è andata questa Muran? Ma è andata bene, è stata un po' faticosa per questo tempo. E adesso questa maglia della Muran dove la metterai? La metterò, la prenderemo in camera. Tagliato il traguardo, continui sono i selfie e le foto di gruppo. Si passa poi alla zona ristoro con commenti tutti positivi. Tranquillo, alla fine l'ho fatto con un mio amico così per fare una corsetta. Alla fine ho fatto la 5 km, volevo quasi fare la 10 ma va bene così. È bello, è per divertirsi un po'. Tutto bene, grazie. Molto divertente. 51esimo Stormo in Strana. Come mai hai scelto di correre la Muran rispetto ad altre corse? Perché siamo mu anche noi. Oltre all'amicizia, il cuore dei Mucati guarda anche alla solidarietà. Alla fine vengono consegnati i fondi raccolti a 3 associazioni. Una mano per un sorriso for children, un cuore per tutti e Aica 3 Onlus per la lotta alla distrofia muscolare dei cingoli. Infatti questa è una cosa che caratterizza il nostro gruppo, è qualcosa in cui noi crediamo molto, anche quest'anno quindi siamo riusciti a devolvere per il momento circa 6.000 euro, poi probabilmente riusciremo anche a darne degli altri, quindi da quando è nata la Butto in Vacca abbiamo donato circa una cifra che è poco sotto i 20.000 euro, questa è una grande soddisfazione per noi comunque. Insomma, un'edizione 2017 che ha coinvolto tutti. Grazie, favolosi e simpatici Mucati. La cosa che ci fa molto piacere è comunque che arrivino degli sponsor a darci anche una mano, che ci si creda anche nel nostro progetto e che poi continuino ad arrivare anche delle richieste di collaborazione con altre società. Quindi la nostra ambizione è di fare qualcosa l'anno prossimo, vorremmo farla anche a Treviso, quindi tornare di nuovo in centro, vorremmo quindi collaborare assieme anche ad altre società per organizzare una corsa che sia un po' super parte, che sia la corsa delle società, deve abbracciare un po' tutti, insomma, quindi con questo spirito che è di gioia e solidarietà che ci contraddistingue. Viva la Muran! Ed ora per voi come sempre la pagina delle notizie in breve, ma colgo l'occasione per ringraziare Daniele Cesconetto che ha corso la 60esima maratona su tapis roulant, 4 ore al giorno e ha raggiunto un record e ha corso per beneficenza. Chiunque avesse voluto fargli compagnia sui tapis roulant a fianco, con una piccola quota, ha potuto aiutare i malati oncologici e quindi la corsa e l'impegno di tutti anche per la solidarietà e che solidarietà. E quindi complimenti Daniele. Uno sforzo mentale e fisico notevole quello compiuto da Daniele Cesconetto per raggiungere il record di 60 maratone consecutive su tapis roulant, un totale di 2.531 km e 700 metri in 60 giorni. Importante è l'impresa sportiva e importante è la cifra raccolta, più di 31.000 euro da destinare alla solidarietà ed in particolare all'associazione Via di Natale Onlus. Daniele Cesconetto, un grande campione e un cavaliere d'altri tempi. Agli europei indoor di Belgrado, 7° posto per Giulia Viola. Nella finale dei 3.000 metri ha chiuso con il tempo di 8:56,19. Prosegue a pieno ritmo Generazione Atletica, il progetto di educazione sportiva e alimentare in corso in 660 classi di 14 città italiane. Tappe venete sono Bussolengo, Verona, Padova e Piove di Sacco.
E facciamo un passo indietro invece, torniamo al periodo del carnevale. A Mestre si è tenuta la Corri in Maschera, una bella corsa alla quale la cittadinanza ha risposto bene, tante belle maschere divertenti e tutti con tanta voglia di correre in una bella giornata che poi si è aperta con un bellissimo sole. Andiamo a vedere allora tutti questi bei colori. Più volte lo sport ha dimostrato che i suoi sani valori, abbinati ad amicizia e divertimento, possono dare un valido contributo a rivitalizzare i centri cittadini. A riprova di ciò, la Corri in Maschera 2017 di Mestre, evento voluto dall'amministrazione comunale, promosso da Vela e coordinato da Venice Marathon Club in collaborazione con Amatori Atletica Chirignavo, S3 Running, Maratonella di Campalto, SC Favaro Veneto, Running Team Mestre e Nordic Walking Mestre. Allora, Stefano Fornasier, un successo questa prima edizione della Corri in Maschera. Avete portato allegria, divertimento e gioia in una città che ha voglia di vivere in maniera diversa. Sì, questo era l'obiettivo principale, quello di coinvolgere i runners o comunque quelli che corrono, camminano, fanno fit walking, a portare il loro aspetto del carnevale, quindi vestirsi in maschera, partecipare a questo evento facendo un allenamento e nel contempo vivere l'atmosfera di carnevale che si vive in città. Partiti da via Palazzo alle 9:30, gli oltre 500 tra runner e camminatori hanno percorso il tracciato, chi di un giro pari a 5,4 km e chi di 2 giri pari a 10,8 km. Mentre per i più piccoli era presente un percorso di 1,5 km. Molti dei partecipanti sono vestiti in maschera. La bella giornata e il caldo sole ne esaltano i colori. E allora ragazze, com'è andata? Bene, bene. Continua. Stefano Fornasier, vicepresidente di Venice Marathon e oggi speaker, rincorre gli atleti e li intervista al volo per far vivere al pubblico la loro passione e il loro entusiasmo. Passa a salutare anche il presidente di Venice Marathon e Vela, Piero Rosasalva. Molti proseguono verso il secondo giro ed altri si fermano al primo. Passa il gruppo del Nordic Walking e a ruota seguono le appassionate di Fit Walking. Ecco i primi due del percorso lungo. Arrivano appaiati e sono Alessio Meneghetti e Giacomo De Luca. Molto bella, in centro a Mestre, su posti meravigliosi. È stata dura perché sembrava un allenamento di gruppo, però poi ci siamo spostati un po' sul veloce. Però insomma è stato molto divertente, impegnativo ma bello. Portare poi il sorriso in maschera è ancora più bello. Sì, è bello, una grande occasione, visto che anche abito anche dei dintorni, quindi sono posti che conosco. Fa onore insomma portare avanti la corsa podistica, insomma, perché è un bel allenamento, bello sport. E niente, arrivederci alla prossima. Gli arrivi proseguono in serie e i più piccoli vivono con gioia questi momenti. Ecco Cappuccetto Rosso. Benissimo, corsa eccezionale, maschere stupende, bellissima sta cosa qua che hanno organizzato e speriamo che si ripeti anche in futuro perché è una giornata stupenda con gente meravigliosa. Fa le fusa della felicità anche la gattina. Ci sono gallani, castagnole, naturalmente. Ed ecco l'allegro gruppo delle suore. Sempre divertente, eravamo in tanti, una giornata spettacolare, meglio di così non poteva andare, devo dire. Bravissimi tutti, veramente, bellissima organizzazione. Insomma, una corsa che rallegra e ravviva la città. Ma com'è correre con questa parrucca? Oh madonna, come correre con una cuffia da bagno in testa praticamente, perché però è stata una bella corsa, devo dire. Molto divertente, la gente è molto entusiasta. Una bella maniera per rallegare il centro cittadino. Beh, sicuramente devo dire che Mestre con queste attività, con queste iniziative sta migliorando molto sia sotto l'aspetto sociale che anche come criminalità, perché tutte queste iniziative valgono naturalmente anche in termini di sicurezza cittadina. In zona ristoro i volontari distribuiscono frittelle, galani e bibite varie e con il nostro microfono raccogliamo i commenti. Tutto bene, dai, ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertite e uno staff eccezionale, percorso ben segnalato, bello. Bellissimo, ci siamo divertite, tanta gente. Sì, lo rifarei sicuramente, molto divertente.
bello, grazie. Cosa hai fatto? Io i 5 a fatica, però dai, ce l'abbiamo fatta. E il prossimo anno punti ai 10? Dai, perché no? Sì, ok. Il percorso è stato ben segnalato, abbiamo trovato una bellissima giornata che ha aiutato sicuramente e bravissimi tutti i volontari che hanno appunto segnalato benissimo il percorso, mai trovato un incrocio con una macchina, avuto problemi, tutto bene, dopo la giusta ricompensa ci vuole. Molto bello, noi facciamo spesso varie corse, ma questo è molto carino. Primo perché sei in centro, secondo perché è molto bello avere tutti una maschera, è un clima molto conviviale, molto bello davvero. Com'è andata? Morte, in tutti i sensi. Alla fine siete arrivate. È una bella esperienza? Bellissimo, veramente, da rifare. Bello, bellissima giornata anche. Molto bene, una bella corsa, una bellissima giornata, tante maschere, siamo stati soddisfatti, noi veniamo da Jesolo, è stato tutto molto bello, grazie mille. Faticosa perché oggi le gambe non giravano, però è da divertirsi per oggi. La città si mescola a questa gioia ed ecco quelli del Nordic Walking. Bellissimo, molto bello, veramente ci voleva, bellissimo. E com'è praticare il Nordic Walking in centro cittadino? È molto bello, però diciamo che noi facciamo anche sterrato, facciamo anche tante altre tipologie di percorsi e di terreni, ecco. Seguito da Stefano Bevilacqua, ha compiuto i 2 giri anche il gruppo del Fit Walking. Allora, prima corri in maschera, com'è andata? Benissimo, è stata una bellissima esperienza, divertente, di gruppo e anche un bel evento per la nostra città. Voi poi l'avete vissuta a passo di Fit Walking? Esattamente, ad un'andatura però sportiva, energica, che ci permette di far fatica ma anche di mantenere insomma il divertimento. Corri in maschera, un bel evento che dà linfa alla città e stimoli e speranze per le prossime edizioni. Questa è proprio una giornata regalata in tutti i sensi. La manifestazione è andata benissimo, tanta gente, divertimento in maschera, il tempo ci ha aiutato, la città ha risposto, per cui meglio di così non si poteva chiedere a questo carnevale di Venezia e di Mestre. Speriamo il prossimo anno che ci sia ancora più gente vestita in maschera, proprio per creare proprio un cordone infinito. Quest'anno erano circa 500, speriamo un po' di più anche il prossimo anno. Appunto, dove può arrivare questa manifestazione vedendo i buoni risultati della prima edizione? Beh, non lo so sinceramente, perché poi tra le altre cose l'iscrizione era gratuita, era ben organizzata con ristori belli carnevaleschi, con frittelle, galani, castagnole, eccetera, per cui gli spazi sono ampi. Vedremo il prossimo anno dove potrà arrivare. Ed ora invece facciamo 2 passi indietro, andiamo a Nove, in provincia di Vicenza, dove si è tenuta la festa del Cross Veneto. Una grande festa del Cross Veneto, quella che si è tenuta a Nove nel Vicentino. Il cross dei 4 comuni tra cielo, terra, acqua, sassi, organizzato dall'Atletica Vimar Marostica, ha visto la partecipazione di oltre 1100 atleti. Paolo Zanatta delle Fiamme Oro e Laura Dalla Montà di Assi Industria Sport Padova sono i nuovi campioni veneti assoluti di corsa campestre. Zanatta, in testa sin dai primi metri, ha chiuso in 31 minuti e 35 secondi. Secondo Lucio Sacchette di Ana Atletica Feltre in 32 minuti e 20 secondi. Terzo posto per Simone Gobbo del Tornado Trail Running in 32 minuti e 39 secondi. Quarto posto per Alberto Recche di Silca Ultralight, a cui è andato anche il titolo di campione regionale Promesse. Al femminile prima Laura Dalla Montà in 29 minuti e 38 secondi. Seconda Rebecca Lonedo di Atletica Vicentina in 29 minuti e 50 secondi, a cui è andato il titolo di campionessa regionale Promesse. Terza Gloria Tessaro di Atletica Vicentina in 30 e 09, titoli juniores a Massimo Guerra di Atletica Vicentina e all'azzurrina Francesca Tommasi di Atletica Insieme New Food. Per gli allievi primo Marco Fontana Granotto e per le allieve Margherita Mescolotto di Athletic Firex Belluno. Nelle gare giovanili, titoli regionali individuali per Beailu Roveri dell'Atletica Mogliano e Diletta Moressa del Coin Venezia 1949 nella categoria cadetti, mentre nella categoria ragazzi vittorie di Davide Compagno del gruppo sportivo Aquila Padova e Emmy Facci della Polisportiva Due Ville.
Si è corso anche nel settore master, con vittorie in campo maschile nelle varie categorie di Massimo Cigana, Ivan Basso, Lucio Fregona e Giorgio Mazzer, mentre in campo femminile vittoria di Jessica Dorio, Patrizia Zanette, Manuela Moro e Mirella Pergola. Infine doppio titolo di società per l'Atletica Vicentina, prima nella classifica combinata del campionato regionale sia con gli uomini che con le donne. Altra puntata ricca, contenitore pieno di servizi e di notizie, magari vi siete rivisti come sempre, io per il momento vi saluto, mi congedo da voi e vi rimando alla prossima puntata con le prossime corse. Mi raccomando, sempre presenti e chissà che questo bel sole continui, che sia una bella primavera. Un abbraccio a tutti, ciao!